Domani pomeriggio ai Filippini l'assessore all'ecologia Nello Amel incontrerà i cittadini di Agrigento per chiarire alcuni aspetti dell'ordinanza sindacale che tanto rumore ha creato tra gli stessi cittadini a proposito soprattutto dei mastelli da usare e degli orari imposti. I cittadini potranno suggerire soluzioni. Qualcuno sicuramente chiederà all'assessore il perché ancora non viene rimossa la montagna di rifiuti a Fontanelle davanti l'isola ecologica che continua a rimanere chiusa con lo schifo all'esterno. Le immagini che stiamo vedendo sono state girate ieri a Fontanelle e non ci sono novità neppure per quanto riguarda sempre a Fontanelle il deposito della frazione secca della differenziata. L'assessore Amel aveva detto che lo spostamento sarebbe avvenuto lo scorso martedì. Inutile dire che ancora questa mattina non si è visto nessuno per il ripristino dell'area. Intanto l'ordinanza del sindaco Firetto riguardante i colori dei mastelli da utilizzare d'ora in avanti sta creando altre polemiche, visto che proprio i mastelli distribuiti dal comune di Agrigento non corrispondono a quelli citati dal sindaco nella sua ordinanza. In pratica si minacciano sanzioni, ma è il comune per primo inadempiente sotto questo aspetto che riguarda i colori. Continua a tenere banco anche il nuovo orario per il conferimento e il ritiro dei mastelli. Dall'incontro di domani con l'assessore si dovrebbe chiarire anche questo punto che tanto malumore suscita tra gli anziani. Intanto arriva dalla Regione la minaccia di commissariare i comuni che non sottoscriveranno entro il 31 luglio il contratto per il trasferimento dei rifiuti all'estero. Interessati sono i comuni al di sotto del 65% di raccolta differenziata. Quando la stagione delle vacanze è iniziata e i turisti invadono le località, il rischio è di offrire alla loro vista l'indecente spettacolo della spazzatura sparsa ovunque. Insomma, l'emergenza continua e al presidente Musumeci viene chiesto di coinvolgere l'esercito. Staremo a vedere.